Faradda 2025. Questa mattina, per la vestizione dei ceriligni e dei candelieri della città, siamo qui all'ex Palazzo di Città perché avverrà un rito così particolare che ha un sapore antico, e cioè quello dell'arrivo dell'amministrazione comunale con il gremio dei Massai per la vestizione della bandiera stessa del gremio. Un rito che si fa cerimonia, una cerimonia che ci riporta a quello che è il senso stesso della Faradda, cioè la casa di tutta la città sarà proprio questa, alle nostre spalle, l'ex Palazzo di Città, casa del gremio dei Massai per oggi, casa del gremio della città, del comune stesso. E allora venite con noi per questo rito così importante. Subiamo incontro al centro. E siamo dentro Palazzo di Città, ex Palazzo di Città, ma ancora dimora di questo rito dal sapore antico, e quindi il bastone della bandiera del gremio dei Massai, che diventerà poi la bandiera di tutta la città, viene vestito, pian piano viene preparato per questo importante momento, e noi vedremo tra pochi minuti la bandiera stessa del gremio sul balcone dell'ex Palazzo di Città. E questo momento così importante, vedete quelli che sono i riferimenti al mondo della natura, al mondo che ricorda quei famosi e bellissimi giardini di Sassari, quei campi così importanti per la cultura e l'economia della nostra città, vengono rimossi, il bastone viene preparato, viene ricondotto alla sua origine, cioè quella di avere il gonfalone del gremio dei Massai a disposizione per tutta la città, e resterà sul balcone dell'ex Palazzo di Città fino al momento in cui questa sera, della Faradda dei Candelieri, il sindaco e la giunta saranno presenti nel corteo gremiale, nel corteo che condurrà al voto per Nostra Signora Assunta. E il momento sta arrivando, è quello della vestizione del gonfalone del gremio dei Massai, l'antico gremio degli agricoltori, così importante per questo momento, per questa giornata, con la presenza della città, col sindaco di Sassari, con la giunta comunale, per un momento che ricorda veramente il sapore antico di questa festa per Nostra Signora Assunta, quindi della vestizione della bandiera con l'obriere maggiore ancora in carica, ma solo per questa metà giornata, e viene vestita la bandiera del gremio. E come si può vedere è una vera e propria ritualità, quella che riporta il gremio dei Massai qui all'interno di Palazzo di Città, l'ex palazzo civico che ancora oggi riveste un ruolo importante per la Faradda di Rigandariri, cioè quella di diventare casa di tutta la città. È una casa gremiale che la città ha proprio nel giorno della discesa dei candelieri. E questa sera vedremo appunto l'avvicendamento di questa pararia
del gremio dei Massai con la città stessa e con la funzione e la visione del sindaco. E ora il puntale di Nostra Signora delle Grazie, patrona massima del gremio dei Massai, viene posto sulla bandiera, sul bastone, e verrà tra pochi istanti posto al balcone in questo momento così importante. Un rito che si ripete ogni anno e che ricorda a tutti i sassaresi i momenti sì di dolore della peste, della storia che ha colpito la città, ma anche un momento di festa, un momento di riunione, di questo senso così importante di essere tutti i sassaresi sotto lo stesso vessillo cittadino, sotto lo stesso gonfalone e sotto lo sguardo di Nostra Signora. E questo è il momento importante. Il gonfalone del gremio dei Massai di Nostra Signora delle Grazie incontra il balcone di Palazzo di Città, l'ex Palazzo Civico che ancora oggi riveste questo momento di grande carica gremiale, di grande carica di fede, di grande senso civico che riporta e ricorda a tutti i sassaresi il momento di Lavarada di Rigandariri. Ecco il gonfalone, ecco anche l'obriere di candeliere che prenderà questa sera, Marcello Pittalis, la bandiera del gremio dei Massai. E questo è il momento molto importante. Ora sta diventando la casa di tutta la città, la casa del gremio, al suono del tamburo e della banda che riprenderà e riporterà tutta Sassari in un solo vessillo, in una sola anima. E siamo con il presidente del gremio dei Massai, Matteo Pilotto, per questa Faradda 2025. Matteo, cosa significa ancora una volta per il gremio essere qui dopo aver issato la bandiera su Palazzo di Città, l'ex Palazzo di Città, ma ancora di questa ritualità così importante con l'amministrazione comunale e con la città? Sempre una grande emozione per noi, soprattutto io che per me quest'anno è la 20ª discesa, e ti posso dire che negli anni il gremio comunque ha migliorato anche questo rito che prima era un pochettino molto confusionario. Adesso abbiamo preso comunque delle linee guida anche storiche, che possiamo dire molto dirette, e comunque servono anche per
far sì che la funzione sia comunque vista con un certo significato e soprattutto venga capita dalla gente che ci osserva, quindi è stato molto importante. Ci può ancora migliorare, ci sono degli aspetti che comunque vanno migliorati. Per quanto riguarda poi la discesa di stasera, ci auguriamo comunque che sia bella, emozionante, soprattutto per la città, che la veda con lo spirito giusto e con gli occhi giusti e come la vediamo noi, con la stessa passione. Speriamo che sia così, quindi non posso farvi che i miei migliori auguri a 100 anni a tutti. Grazie mille. A 100 anni a tutti. Bravo Marcello! Grazie mille. Lì che ce n'è uno, lì che ce n'è rimasta uno. E con l'obriere di candeliere di quest'anno Marcello Pitalis del gremio dei Massai, per questo momento così importante, dietro di noi la corona del candeliere. E allora Marcello, cosa significa la tua prima pararia? E poi stasera prenderai anche il gonfalone e poi la bandiera di Nostra Signora delle Grazie, dopo che sarà terminato tutto il voto a Nostra Signora Assunta. Le tue sensazioni per questa tua prima pararia? Allora, sono molto emozionato. Praticamente la mia prima pararia, diciamo, è tutto. Io non vedevo l'ora che arrivava questo momento. Ho coinvolto anche tutta la famiglia, sia mia moglie e i miei figli. Mi fa anche molto piacere, soprattutto che quest'anno la Santa l'ha portata a casa mia, che è la cosa che desidero di più. E poi un'altra cosa, che voglio ringraziare tutto il gremio che mi è stato vicino in tutto e per tutto, sia per il candeliere e per tutta, diciamo, l'organizzazione. Cosa vuol dire d'altro? Il saluto della città, il saluto classico per tutti e anche il nostro per te a 100 anni. A 100 anni a tutti.
Ed eccoci presenti qui nella sede del Gremio dei Muratori di Sassari, la cui storia è davvero antica e presente non solo nell'ambito della Farada di Rigandareri, ma nell'ambito proprio sociale e storico della città. Confraternita degli Angeli, quindi una grande corporazione che racchiudeva numerosi mestieri, e qui ancora una volta per la Farada di Rigandareri il gremio è presente con tutta la sua storicità, e lo diciamo qui con il presidente del gremio, Antonio Pissidda. E allora Antonio, ciao, benvenuto. Che cosa significa? Benvenuti a voi. Grazie. Che cosa significa ancora una volta, dopo tanti secoli, essere qui presenti in città? Guarda, per me è un'emozione grande quest'anno, perché diciamo che la squadra praticamente è stata cambiata, nel senso che è stata ringiovanita. Quindi tutti questi ragazzi che ci sono quest'anno, praticamente la maggior parte sono tutti nuovi, compreso il capocandeliere. Infatti ringrazio il precedente capocandeliere Giovanni Battista Pilastru, che dopo 17 anni di presente nella squadra del Candeliere, già dall'anno scorso ha lasciato la squadra, quindi quest'anno la squadra è ringiovanita e la maggior parte delle persone sono tutte quante nuove. Qualcuno viene da qualche candeliere medio, qualcuno viene dal candeliere grande, e quindi diciamo che qui in Porta Sant'Antonio siamo un po' stretti, però poi siamo riusciti lo stesso anche a mettere la corona del nuovo obriere di candeliere, che è Fisio Planetta, che da 40 anni fa parte del gremio, essendo anche il padrino degli stendardi. Benissimo, allora un augurio a 100 anni a tutto il gremio presente in città, nella storia della città di Sassari e della Farada di Rigandareri, a tutti voi. A 100 anni a tutti. Nella sede del Gremio dei Sarti. Siamo qui in zona Sant'Elena, via Sant'Elena, per questo gremio di grande effetto storico, presenti già nelle ordinanze del 500, non solo con gli statuti, ma in quella del 1531 con l'ingresso a Santa Maria, e quindi nella presenza storica di questo gremio abbiamo ancora una volta una pararia, che non è la prima pararia per Mirko Moracini, e poi abbiamo anche il presidente Marco Sanna, e adesso entreremo nel merito di questa nuova Farada 2025. Mirko, benvenuto. È una nuova pararia, non la prima certamente. Quali sono le aspettative? Qual è la tua esperienza ancora qui all'interno del gremio e che cosa ti aspetti da questa Farada? Guarda, questo è il mio terzo mandato da obriere, però è come se fosse la prima. Ogni anno le emozioni si rinnovano, ma come ho già detto è come se fosse la prima volta, quindi sono sempre più amplificate, l'emozione è tanta. Nostra Signora di Montserrat, patrona del gremio, ma andrete dall'altra figura, iconografia di Nostra Signora, l'Assunta. Sì, cambia solamente il titolo che noi diamo a Nostra Signora, però fondamentalmente è sempre lì. Lì si arriva al culmine dell'emozione, lì si arriva al raggiungimento dell'obiettivo davanti al simulacro, per rendere ancora grazie a distanza di 500 anni questa sua grazia che ci ha voluto donare per noi, ma soprattutto per tutta la città di Sassari. E con il Presidente che ci dirà ora qual è l'importanza di essere così all'interno di questa tradizione della Farada di Rigandareri e nel tessuto storico cittadino. L'importanza la conosciamo tutti, oramai sono secoli che
sciogliamo questo voto, e l'importanza soprattutto di avere la casa del gremio all'interno del centro storico. Siamo riusciti a ottenere questo locale, lo stiamo restaurando con l'aiuto anche della municipalità, stiamo mettendo qualcosa di nostro con i nostri cimeli, qua vediamo il nostro frac, la divisa dei portatori, insomma stiamo cercando di renderla un po' nostra. E allora con l'augurio a 100 anni, voi che siete parte integrante della storia della città, per i cittadini stessi sassaresi, il vostro augurio. A 100 anni a tutti. A 100 anni a tutti. Dal gremio dei calzolai, storico gremio che ha partecipato sin dal 500 alla Faradda di Candareri, soprattutto noi lo ricordiamo nell'ordinanza del 1531, e siamo qui con l'obriere di Candeliere e anche il presidente del gremio Giovanni Lui, che per la terza volta ha il candeliere tra le mani di questo storico gremio. E allora Giovanni, ciao. Buongiorno a tutti. Che cosa puoi dirci di questa Faradda quest'anno? Qual è la sensazione? E il gremio ancora una volta è presente per questa città? È sempre presente, la sensazione è sempre quella di sciogliere il voto alla Madonna. Ma Nostra Signora vuole mantenere con voi un rapporto particolare attraverso questo candeliere che sì, non ha una grandissima storia dal punto di vista della struttura, non è stato costruito centinaia d'anni fa, ma almeno più di 100 anni ce li ha, ed è così particolare ed è rappresentato dalla tua figura di obriere di candeliere. Che cosa ti aspetti per questa Faradda di quest'anno? Mi aspetto che vada tutto bene e soprattutto il nostro dovere è arrivare ai suoi piedi. Con una squadra davvero importante per questo candeliere, con un gremio solido. E allora a 100 anni a te, a 100 anni al gremio dei calzolai. A 100 anni a tutti i sassaresi e a chi ci segue da casa. Dallo storico gremio degli ortolani, che già nell'ordinanza del 1531 era presente, vero, vivo, tutto in corpo per questo voto a Nostra Signora Assunta, e siamo qui con l'obriere di candeliere Giovanni Ruiu e il cappelletto, la corona del candeliere di questo storico gremio. Cosa significa, Giovanni, questa importante carica di obriere candeliere, anche se sei stato obriere già maggiore? Sì, sono stato obriere maggiore, questa è la quarta volta che faccio l'obrierato di candeliere. Per me è un'emozione, come se fosse la prima
prima volta. Sai che da bambino di 3 anni, 4 anni sono uscito col gremio e lo sento mio sulla pelle. Ho 51 anni, 48 discese, insomma, una bella storia. Questa qui è come fosse la prima volta. Emozione, amore, devozione, sono tutti questi gli ingredienti che mi portano ad andare avanti e a continuare la mia, fra virgolette, carriera da gremiante. Allora, noi sappiamo indubbiamente la devozione a Nostra Signora di Valverde, patrona massima del vostro gremio, ma i colori di quest'anno, di questa corona del cappelletto, sono un po' particolari, se vogliamo, permettimi questo, descrivici, dici qualcosa. Ma è nato tutto con mia moglie, perché queste cose si ragionano in famiglia. Il giallo per il sole, il marrone è per la terra e il verde che richiama i nostri colori. Sono tutti e tre gli ingredienti che fanno sì che la nostra terra possa produrre quello che oggi è sulle nostre tavole e soprattutto la verdura, la frutta che sono stati da secoli e uno dei nostri principali primizie del nostro territorio. Tempo fa il Sassari era il giardino della Sardegna e mi piace ricordarlo così e questi colori lo richiamano. E allora noi ti diciamo a 100 anni al gremio degli ortolani, alla tua pararia, alla tua famiglia, e questo è l'augurio di tutti noi e anche tu insomma vorrai rivolgere un saluto a tutti per questo. Ringrazio i sassaresi che da anni e da secoli ci danno forza per andare avanti, ringrazio il gremio, ringrazio la mia famiglia e sono cose importantissime. Dobbiamo la necessità di rendere questa discesa non folcloristica ma devotiva alla Nostra Signora. E siamo nella nuova sede del Gremio dei Falegnami in via Casaggia, qui al centro storico. A pochi metri già il candeliere sta iniziando a risuonare, a ballare con questi suoni particolari del tamburo, che è il repertorio stesso del Gremio del Candeliere. Gremio dei Falegnami così importante nella storia della città perché è parte integrante dell'ex e dell'antica confraternita degli Angeli, quindi il senso stesso del mestiere, della storicità di questo gremio risuona ancora oggi. E oggi siamo in compagnia dell'obriere di Candeliere e del Gremio dei Falegnami e del capo Candeliere, perché soprattutto quest'anno è l'anno di questo rinnovato Candeliere, possiamo dirlo così. Allora benvenuti e siamo appunto con te, tu sei l'obriere di Candeliere di quest'anno. Gianluca Secchi, obriere di Candeliere quest'anno, è toccato questo compito. Emozioni, che cosa significa? Non sei la prima bararia, come si dice? Assolutamente no, sono la quarta bararia. Le emozioni sono tante, soprattutto per questo nuovo cielo. Siamo tutti un po', super emozionati. In questa nuova sede che avete ricevuto da poco e quindi un po' tutto nuovo, ma la storicità del gremio rimane, resta e quindi la vostra memoria storica ancora oggi per la città è presente con la frase di stasera. Aspettative quindi questa sera, grandi applausi per questo nuovo candeliere e quindi un nuovo augurio anche per voi. Assolutamente sì, sicuramente la gente stava aspettando tutto questo, nuovo candeliere, insomma ce l'abbiamo messa tutta, ma grazie soprattutto a tutti, siccome non voglio dimenticare nessuno, dall'amministrazione, semplici cittadini, associazioni, tutti sono stati vicini in questo momento difficile. Il candeliere, così importante, nuovo, verrà ballato ancora una volta e quest'anno con i suoni particolari del gremio, di questo tamburo che continua a risuonare, ma ce ne parlerà il capo Candeliere. Il candeliere viene ballato in questa maniera qua, nel senso che noi abbiamo anche le stanghe un po' più basse delle altre a braccio, quindi abbiamo la possibilità di poterlo ballare abbastanza velocemente, abbiamo un passo molto veloce, poi facciamo la samba, insomma, ci divertiamo.
Un nuovo candeliere quindi con anche le pitture di Scasellati, e tu Antonello Poddighe ci dirai appunto che cosa significa avere un nuovo candeliere praticamente tra le braccia. Non ce l'hai tra le braccia fisicamente, ma sei tu che regni sovrano in questo ballo e dai la possibilità alla squadra di esibirsi in una maniera molto particolare. Non ce l'abbiamo tra le braccia, ma ce l'abbiamo già nel cuore, è quello che conta. Noi non vediamo l'ora di arrivare di fronte alla Vergine Assunta per stare in piedi e salutarla. Noi siamo emozionati tantissimo. Per quanto riguarda le pitture, il lavoro del candeliere secondo me è stato fatto un capolavoro, perché sia la Falegnameria Bussu che Jacopo Scasellati hanno fatto un'opera d'arte. Siamo contenti, non vediamo l'ora di fare la farata. E allora dal gremio dei falegnami a 100 anni a tutti. A 100 anni da oggi. A 100 anni a oggi. E siamo qui nella sede del gremio dei contadini, parte integrante e ormai da decine e decine di anni all'interno della Farada dei Gandarieri, proprio perché è stato così importante inserire un gremio in quegli anni in cui la decadenza dei gremi è stata rivitalizzata proprio con questo nuovo apporto e figure così importanti come quella di zio Antonino De Rosas, che andremo a vedere proprio con loro, che sono sì gremianti anziani ma sono anche all'interno dell'aspetto familiare, anche appunto con zio Antonino De Rosas. E siamo con Maurizio Sassu, gremiante anziano qui alla mia destra, e qui poi vediamo anche Giuseppe De Rosas, un altro gremiante anziano del gremio, che adesso appunto vorremmo vedere che cosa significa essere ancora una volta parte integrante di questa grande festa, anche e soprattutto dell'aspetto gremiale. Allora, diciamo che per quanto riguarda me e zio Giuseppe, noi abbiamo, oltre che una tradizione ovviamente culturale della città di Sassari, abbiamo una tradizione anche familiare. Come già hai anticipato tu, De Rosas Antonio Gavino è mio nonno, ed è una tradizione che arriva anche da mio bisnonno, che si tramanda da padre in figlio e nipote. Volevo ricordare, oltre che mio nonno, che è stata una figura importantissima, è stato il primo presidente dell'Intergremio Città di Sassari, a cui teneva in maniera veramente forte alle tradizioni della città. Io voglio ricordare soprattutto anche la figura di Franco Sanna, che è il figlio di Bainzu. Oggi c'è stato il funerale, quindi il candeliere oggi i ragazzi scenderanno con un lutto al braccio, e anche noi questo abbiamo di tradizione, come nel 1950, quando mio bisnonno è deceduto. L'obriere di candeliere era proprio mio nonno, De Rosas Antonio Gavino, che ed è rimasto in carica da obriere di candeliere. Il candeliere ha danzato e ha sciolto il voto alla Madonna, sempre nel rispetto della tradizione che abbiamo dal 1937 come gremio autonomo. Quindi volevo precisare che oggi il candeliere danzerà per il centro storico nel rispetto della tradizione, ma sempre comunque ricordando che questa è una processione. Quindi quello che faremo è perché va sempre a rispecchiare la tradizione del gremio dei contadini,
del candeliere, che l'obiettivo è arrivare ai piedi della Madonna Assunta e sciogliere un importante voto per la città, per averla debellata dalla peste e da tutti i mali che ci circondano nei nostri giorni. Perfetto, la figura di zio Antonino de Rosas è anche, come dire, una tradizione rivolta anche all'aspetto degli addobbi del candeliere, perché dal punto di vista familiare voi siete presenti anche in questo senso. Giuseppe. Noi abbiamo, in tanti anni ci siamo occupati di aiutare l'Obriere del Candeliere a preparare tutta la decorazione del candeliere, quindi fare i Bora Bora, abbiamo sempre contribuito. È qualcosa che ci chiede sempre l'Obriere del Candeliere, perché noi ci teniamo di farlo in una certa maniera e quindi continuiamo a portare avanti questo aiuto. Poi, ricordando mio padre è stata una guida molto importante sia per il gremio dei contadini sia per l'Intergremio. Il gremio dei contadini ancora oggi è con noi, non ci sono parole. E questo è il gremio dei contadini: fede, trasporto emotivo, ricordo, un memoriale stesso, è la tradizione della città di Sassari. E siamo qua vicino alla sede del gremio dei viandanti, un gremio che è parte integrante di Ravrada di Ringandareri da tanto tempo ed è parte integrante della storia della storicità, delle feste sassaresi, delle feste patronali, soprattutto per quella ovvia, per la patrona Nostra Signora del Buon Cammino, che proprio pochissimi giorni fa è stato rinnovato questo amore gremiale. E siamo con lui è anche il segretario dell'Intergremio Città di Sassari, ma è il terzo di bandiera, per cui ritornerà tra pochissimo, ma non quest'anno, a vestire un ruolo importante, che è quello legato al candeliere, certamente, e poi alla pararia maggiore. Nicola Senes, benvenuto. Grazie. Qual è l'aspettativa di questa faradda e che cosa vuol dire essere parte integrante di una storia cittadina come Nostra Signora del Buon Cammino? L'aspettativa per questa faradda, come tutti gli anni, è che si svolga col clima più sereno possibile, con la giusta intenzione di festa, che è la sua natura principale, e soprattutto che si riesca anche quest'anno a seguire tutte quelle regole che ci siamo imposti come Intergremio dall'anno scorso, quindi per creare una festa che sia il più possibile fluida, godibile da parte del pubblico, godibile da parte dei gremianti, perché comunque il risparmio di tempo è un vantaggio anche per noi sicuramente, perché riusciamo a goderci la festa in maniera migliore, e poi che si possa festeggiare tutti assieme con la gente, con la cittadinanza, con i turisti, con gli avventori, con i credenti e con tutti quelli che vogliono far parte di questa festa, che è un patrimonio comune di tutti, che infatti è patrimonio dell'umanità. E allora a 100 anni a te, a 100 anni al gremio, e voi per tutta la città siete importanti. Speriamo di esserlo sempre più, è il progetto che abbiamo anche come Intergremio, di crescere, di avere sempre un peso maggiore all'interno dell'organizzazione, non solo della discesa dei candelieri, ma anche di far conoscere sempre più alle persone tutta l'attività che svolgiamo durante l'anno, nel nostro caso con la messa mensile che abbiamo in onore di Nostra Signora del Buon Cammino, la nostra festa patronale come quelle degli altri, e speriamo sempre più di coinvolgere le persone e far vedere quanto questa sia una festa viva e non soltanto una rievocazione storica, ma un mondo vivente, un essere composto da 13 organi che collaborano, che vanno avanti assieme, che continua a vivere durante la storia e per la storia e nel futuro, speriamo.
E siamo dal gremio dei Picapietre, che storicamente è sempre stato parte della grande confraternita degli Angeli, e ricordiamo tutti gli statuti del Cinquecento così importanti, e oggi ancora e storicamente all'interno della Farada dei Gandareri siamo qua per parlare con l'obriere di Candeliere di quest'anno, che non è alla prima pararia di Gandareri e non è neanche alla prima pararia di Bandera, e siamo con Giovanni Secchi, che storicamente anche nella famiglia è parte integrante sia della storia del gremio ma anche della Farada dei Gandareri. Giovanni, ciao e benvenuto. Buongiorno, grazie. Cosa significa per te ancora una volta essere parte di questa storia sia del gremio ma anche della città della Farada dei Gandareri? Beh, allora, oggi è la mia 40esima discesa, è la quinta da obriere di Candeliere, sempre diverso, le emozioni sono sempre diverse. Quest'anno poi quello che è successo con un lutto particolare che abbiamo avuto dentro il gremio, però cerchiamo di andare avanti e anche quest'anno porteremo avanti la tradizione di fare una bellissima Farada. E allora l'augurio è sempre a 100 anni ovviamente. A 100 anni a tutti. E siamo qui, quasi all'imbocco di discesa a Santa Croce per il gremio dei Fabbri, che ha statuti antichi, ordinazioni antiche del comune di Sassari che risalgono anche al 1521, ma anche a qualche anno prima. Siamo con l'obriere di Candeliere di quest'anno. Appunto, cosa significa per te, Franco Micheli, avere la pararia in casa di Gandareri? È una grande emozione, è la prima volta che scendo al Candeliere e sono molto emozionato e sono un po' anche agitato per stasera, diciamo. E quindi sarà una discesa particolare perché è la tua prima da pararia, ma da quanti anni sei nel gremio? Nel gremio lo seguo sono parecchi anni, che c'è mio figlio che aveva 4 anni, adesso ne ha 16 anni, io sono 7 anni che sono entrato fisso nel gremio come gremiante. E allora possiamo dire a 100 anni a te, a 100 anni a tutti? Certo, a 100 anni a tutti quanti. E siamo qui dal gremio dei macellai, che sono giovani per quanto riguarda la presenza nella Farada dei Candelieri, ma l'esperienza del mestiere è così radicata in città, e questa esperienza del mestiere si rivive anche in questa giornata, nelle vestizioni dei Candelieri, il preludio a questa sera, e cioè la Farada di questi grandi ceri lignei. E con l'obriere di Candeliere di quest'anno, che non è alla prima pararia di Gandareri, Giovanni Farinelli, noi iniziamo a vedere che cosa significa essere parte di questo gremio e avere un Gandareri a casa, come si dice. Giovanni, allora? È sempre una bellissima emozione. È una bellissima emozione perché lavoriamo tutto l'anno per il gremio, per noi, e anche per il gremio lavoriamo 365 giorni l'anno.
Una, due, tre, quattro paraie, per me è sempre la stessa emozione, perché quando hai un gremio nel cuore, un santo nel cuore, è sempre la stessa emozione. E quindi la presenza di San Maurizio, vostro patrono nella famiglia, che è importante, perché senza la famiglia non saresti veramente obriere, o sbaglio? Che l'importanza, le donne lavorano in secondo piano, però senza la famiglia non fai niente. E allora Giovanni, il nostro è una cent'anni a te, è una cent'anni al gremio dei macellai, e quindi il tuo saluto alla città. Grazie mille, un saluto anche a voi a 100 anni. E siamo qui con il gremio degli autoferrotranvieri di Sassari, pronti per questa farada di ricandalieri qui nelle vestizioni, e siamo con l'obriere dei candelieri di quest'anno, Alberto Fois, che ha la sua prima pararia in un gremio sì giovane dal punto di vista storico, ma che è parte attiva di questa grande festa cittadina, e allora ci dirà esattamente cosa significa essere parte integrante della storia di Sassari. Alberto, ciao, cosa significa avere il candeliere a casa per te nella tua prima pararia? Un'emozione grandissima, e intanto voglio partire col fatto di dire che mi fa un grandissimo piacere essere entrato a far parte di questo gremio dove ho trovato una famiglia, e quindi sono tanto contento di questo. Poi avere il candeliere a casa, ripeto, una grandissima emozione. Ringrazio tutto il gremio che è stato molto partecipe nel portare avanti la preparazione del cappelletto, il gremio, i confratelli e soprattutto anche i genitori dei nostri piccoli gremianti che danno una mano in tutto per tutto quando ne abbiamo bisogno. La verità, una grande famiglia. E allora a 100 anni, Alberto? Grandissimo, a 100 anni a tutti voi. Grazie. Nella sede museo del gremio dei braccianti di Nostra Signora della Mercede, in compagnia dell'obriere di candeliere di quest'anno, Antonello De Rosas, e del presidente Giuseppe Tilocca. Un gremio che, benché giovane all'interno della Farada dei Ricandalieri, vanta una particolare emozione, perché essendo così giovane riesce a dare al candeliere questo aspetto così ordinato, con le bandiere di bellissima fattura, ma ce lo dirà l'obriere di candeliere adesso, Antonello De Rosas. Antonello, 45 anni di gremio, ma è la tua prima pararia. È un po' particolare questa cosa. Certo, 45 anni di gremio, però siamo solo da 4 anni che scendiamo alla Farada dei Candelieri, e quindi per me mi è toccato quest'anno fare l'obriere di candeliere, e quindi sono super emozionato. Ma questo candeliere quest'anno avrà questo addobbo così particolare, Giuseppe? Sì, certo, come dici tu, viviamo comunque la festa dei candelieri sempre in maniera così particolare, come per tutta Sassari, diciamo, è sempre comunque la festa manna di Sassari. L'addobbo del candeliere di quest'anno è particolare, noi avevamo sempre da 4 anni, scendiamo, questo è il 4º anno, i colori gialli e rossi. Quest'anno abbiamo voluto innovare con il colore bianco. È sempre un colore comunque che appartiene al gremio, è il colore della bandiera di Nostra Signora, della bandiera che portiamo in processione. Quindi quest'anno l'addobbo sarà completamente bianco con la corona dorata.
quindi questa è una particolarità, che è un'innovazione di quest'anno, di questo 2025, e quindi in questo auguro a tutti, a tutto il gremio, a tutti i gremi di Sassari, a tutta Sassari, a 100 anni. A 100 anni a tutti dal gremio di Nostra Signora della Mercede, rubaraio di Candalieri Antonello De Rosas.